Voi avete finito le mascherine? Finite le mascherine, finiti i gel igienizzanti alle mani, qualcosa ancora arriva forse di salviettine disinfettanti, però comunque sì, siamo ormai in rottura di stock di quasi tutto. Ascolti, è stato un assalto continuo stamattina. Stamattina sì, al limite della psicosi direi. Perché questa cosa, dice lei, al limite della psicosi? Perché è giusto che ci sia un po' di precauzione, è giusto che ci sia della prevenzione, però ricordiamoci che l'importante è mantenere le difese immunitarie elevate e le norme igieniche che vanno rispettate sempre per qualsiasi tipo di virus. Ecco, voi non state indossando mascherine o guanti o cose di questo tipo? Le dirò la verità, stamattina io avevo la mascherina perché sono convalescente da un po' di influenza e ho un po' di tosse residua. Avevo la mascherina, è stata molto mal percepita dal pubblico, quindi l'ho tolta. Però appunto per un discorso di educazione alla popolazione invece andava tenuta. Ecco, allora adesso che tipi di consigli state dando a chi entra chiedendo lumi, magari molto spaventato? Allora, le corrette norme igieniche ribadiamo, quindi lavarsi le mani spesso, indossare eventualmente qualcosa sì di protettivo per il viso che non possa essere anche una sciarpa o cose di questo genere, perché comunque l'istinto di toccarsi il viso e di portare le mani sporche al viso è molto frequente, quindi è più frequente di quanto pensiamo. Quindi una sorta di protezione va bene attuarla. Poi evitare luoghi affollati se non strettamente necessari e proteggersi, ma proteggere anche se stessi, cioè gli altri da se stessi. Quindi una buona regola da imparare sarebbe quella di tossire nell'incavo del gomito invece che sulle mani, proprio perché con le mani poi si tocca dappertutto. E poi alzare le difese immunitarie. Sappiamo che i fermenti lattici, cioè un intestino integro blocca i virus, sappiamo che ci sono dei prodotti che alzano le difese immunitarie, quindi cerchiamo di intervenire anche in questo modo, insomma.